Pronti? 1, 2, 3. Subito valido il segnale, veloce Balsamo Leone conquista la testa e guida nei confronti di Braveheart Zacchi LG. E subito all'esterno c'è Blair Witch Fee che è partita benissimo da 20 metri di distanza e sfila in 300 metri, quindi Blair Witch Fee la favorita. In vantaggio su Balsamo Leone, terza posizione per Braveheart, poi in quarta c'è il numero 4 Beatrice Chris che si trascina il resto del gruppo, tutto in rigorosa fila indiana. 30,5 per i 400, Blair Witch Fee chiaramente ha fatto meno perché il cronometro si basa sullo start e Blair Witch Fee continua a guidare quando siamo ormai al completamento del giro iniziale. Intanto tenta di farsi luce Berlino che progredisce, raggiunge Balsamo Leone in seconda posizione, poi punta su Blair Witch Fee. Berlino quindi a ridosso di Blair Witch Fee dopo i primi 800 in 1.37, ora il chilometro completato in 1.20 da parte di Blair Witch Fee che chiaramente ha fatto meno quanto le riguarda. 800 alla conclusione, all'esterno c'è anche il numero 4 Beatrice Chris che segue direttamente le mosse di Berlino, alla corda rimane Balsamo Leone, poi gli altri nelle identiche posizioni, non cambia nulla tatticamente quando siamo a 600 dal palo. E sempre Blair Witch Fee a fare l'andatura con Berlino all'esterno, poi in scia Balsamo Leone, all'esterno Beatrice Chris che non progredisce per il momento. Berlino rimane a lato della battistrada, un 14,6 di parziale ora. Balsamo Leone sempre di rincalzo, Blair Witch Fee accelera ulteriormente sulla piegata, entra con un paio di lunghezze di vantaggio sui rivali, addirittura d'arrivo, e ora accelera sensibilmente dopo un 14,8 in curva. Nel finale allunga ancora, si isola, mentre la lotta per il secondo vede ancora protagonisti, probabilmente nell'ordine, Balsamo Leone e Berlino. 28,8 a chiudere alla fine Blair Witch Fee, la cui quota è crollata addirittura a 1,40 quota fissa e a 1,39 autorizzatore. Vince davvero molto facile con una gran partenza dal secondo nastro, poi ha fatto praticamente quel che ha voluto, allungando soltanto nei 400 metri finali. Balsamo Leone è buon secondo davanti a Berlino, quindi 7-1-6, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della settima conclusiva corsa dal Savio. È tutto per questa serata di corse, l'appuntamento martedì con la finale del Super Frustino Tommaso Grassi Awards.